L'industria del falso tra illegalità e criminalità. Si è parlato di questo nel seminario che si è tenuto a Venezia. Sono stati forniti dati allarmanti, considerando che l'abusivismo e la contraffazione sono due dei reati più denunciati dalle imprese venete e si collocano rispettivamente al primo e al terzo posto di una classifica che comprende anche furti, rapine, usure e estorsioni. Un fenomeno importante per dimensioni che va contrastato. Si parla di una cifra tra il 6 e il 7% del prodotto interno globale, è governato in gran parte dalla criminalità organizzata, comporta effetti negativi di sfruttamento del lavoro, di concorrenza sleale, di effetti anche sulla salute delle persone. Si pensa ai prodotti contraffatti nel settore agroalimentare o quello dei giocattoli e dei farmaci. Dal punto di vista della repressione sono state formulate proposte di modifica della normativa per aumentare le sanzioni, per dotare le forze di polizia e la magistratura di nuovi strumenti. Dal punto di vista della prevenzione è importante sensibilizzare i cittadini. Dove c'è un'offerta esiste anche una domanda. Bisogna capire che dietro all'acquisto di questi prodotti non c'è solo un venditore ambulante, che è l'ultimo anello della filiera, molto spesso sfruttato. Risalendo la filiera troviamo complicità anche col mondo imprenditoriale legale e troviamo anche reti criminali transnazionali molto potenti e molto pericolose. Il solo mercato della contraffazione nella regione Veneto vale circa 430 milioni di euro, ovvero lo 0,3% del PIL, spiega Roberto Crosta, segretario generale di Union Camere Veneto. Fondamentale quindi è sensibilizzare i cittadini. La cultura del contrasto all'illegalità, alla contraffazione sta passando. È un percorso lungo, un percorso che non riguarda ovviamente soltanto le imprese, ma riguarda soprattutto i consumatori. Noi ci stiamo mettendo impegno assieme a tutte le altre parti coinvolte e quindi siamo fiduciosi che un passo alla volta il contrasto possa essere maggiore. La contraffazione, ha spiegato il capitano della Guardia di Finanza di Venezia, danneggia l'economia, i consumatori e l'erario. Quasi il 90% dei prodotti contraffatti proviene da paesi extracomunitari ed è un mercato che rappresenta il 2,5% del commercio mondiale. L'attività investigativa, fra l'altro, è diventata sempre più difficile con l'avvento di Internet, che rappresenta la nuova frontiera del falso e della pirateria. Da qui la nuova proposta come la modifica della normativa attuale.